Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13 ragazzi, seconda stagione di MotoGP con la Monster Yamaha Energy Teach 3. Allora, main, inizia il campionato, obiettivo 15° posto, zoccoletta personale, tutto pronto, si comincia. Twitterone, allora Schulz, forza Comenda, 2 Monster Yamaha Teach 3, state lavorando davvero sodo. Pedrosino, arrivare in Qatar sempre elettrizzante. Nicolino Aidi, ho appena finito di guardarmi l'ultima gara. Vai ragazzi che possiamo dominare. Quotidiani. Pronti via. Dai, siamo stracarichi per questa prima gara di MotoGP. Ragazzi, stagione. Finalmente pole position. La prima pole position del Comendone in MotoGP. E porca miseria, ora sono felicissimo ragazzi. La moto mi piace un casino. Il Qatar è un circuito favorevole. Possiamo subito cominciare con una vittoria ragazzi. Sono carichissimo. Prima tappa del mondiale ragazzi in Qatar. Voglio cominciare con una vittoria. L'altro anno è stato un mondiale duro con una moto non incredibile, quest'anno possiamo vincere, dai ragazzi. Pedrosa già primo intanto, maledetto Pedrosino. Dai, me ne infilato tutto. Ma vaffanculo, tanto Rossi, incidente per Valentino. Momento di panico per il Comendone che è ottavo, ha perso molte posizioni al via, porca miseria. È un po' aggressivo, però ha perso ben 7 posizioni ragazzi, non bene. Incidente per l'autista Bautista. Dai Comendone, dai cazzo, c'è l'Innominabile, il mio compagno di squadra. Ciao Innominabile, ciao Innominabile. Dobbiamo rimontare, cazzo, eravamo primi, porca miseria. Una partenza veramente orribile del Comendone che per sbaglio ha tamponato anche il Grande Vale. Mentre il Vale in Qatar è una sfiga come l'altro anno, cazzo. Dai Comendone, dai cazzo, devi volare però, devi volare. C'è vizioso e Brad. Sesto posto però non va bene cazzo dopo una pole position. Ciao vizioso. E c'è Brad Pitt. Ciao Brad. Adesso sono i 3 spagnoli cazzo, i 3 spagnoli maledetti. Questi 3 volano, porca mignotta. Dai Comendone, porca, devi tirare fuori dal cilindro. Una prestazione fenomenale se vuoi superare i 3 spagnoli, Pedrosino, Lorenzo il Magnifico e Marchetto Marquez. Vai Comendone. Per cazzo almeno il podio però. Bravo Comendone, anche perché la prossima è ad Austin, gara molto sfavorevole di solito. Non sto guidando male ma purtroppo i primi 3 sono veramente delle saette ragazzi, mamma mia. Concentration please, concentration. I primi 3 sono veramente in fuga, però forse sto rosicchiando qualcosa. Forse il Comendone sta rosicchiando in questo momento. Dai Comendone, rosicchia, porca mignottona ladra. Dai che voglio debuttare alla grande con un podio in quest'anno. Il secondo anno in MotoGP. Occhio. Poi ho rischiato troppo e vado per campi. Dai Comendone, quarto posto non basta il quarto posto ragazzi, voglio il podio almeno. Cazzo, partivo in pole. Dai che anche loro possono sbagliare, cazzo, sono esseri umani anche loro. Dai che sto rosicchiando, 1 secondo e 4 di svantaggio da Pedrosino. Dai Comendone, dai, vola cazzo. Occhio, mamma mia.
Dai che inizia il final lap come indiano, ragazzi. Avevamo un buon vantaggio sul quinto, già questo è positivo. Dai, voglio un final lap come indiano, voglio un final lap come indiano. Dai, sono concentratissimo sui primi tre. Giro record del magnifico, giro record del magnifico. Comendone, questa è una buona curva. Dai che avevamo rosicchiato un decimo, troppo poco. Niente da fare, sti tre qua volano troppo. Dai Comendone, la ruota posteriore è ancora abbastanza positiva. Dai cazzo, la rimontona alla fine, ti prego, la remontata finale. Vai di remontata finale. Niente da fare, niente da fare, niente da fare. Dai, 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 dai. Ma va da servo arrivare quarto come l'altro anno, la prima qua in Qatar. Che domaroni ho. Con una moto più forte però però ho preso la prima pole, questo è già un motivo di soddisfazione. E ormai siamo alla fine di questo giro, ragazzi. O adesso o mai più, ragazzi. O adesso o mai più. Cazzo, un altro giro mi bastava. Dio santissimo benedetto. Dai Comendone. Ultima curva, niente da fare, niente da fare. Ai ai ai, azzi, sto anche rischiando. Va bene così, dai, quarto posto. Quarto posto per il Comendone veneziano, ma che sfiga, bastava un altro giro forse. Buon quarto posto comunque. Ragazzi, che la stagione è cominciata alla grande, 1.100.000 di fans, grande piazzamento e si gode, zoccoletta personale, grande risultato e si stragode, twitterone. Allora, il malesiano di merda, grande quarta posizione al Qatar, quando si riceve i numeri, vizioso che impegnativa oggi nel duello con Veneziano 810%, con Flanks, grande Comendo, stai guidando veramente forte, molto bene. Vediamo se i quotidiani hanno parole per il marchetto. Nel team di Veneziano si respira ottimismo e si gode. Calendario, se si va ad Austin, gara pallosa ad Austin. Red Bull Grand Prix of the America. Cioè Red Bull, ma perché devo andare in un Gran Premio scritto Red Bull? Madonna del signore. Ok, allora, i twitterone. Allora, Lowit a Austin per vincere. Sì, vecchio, Nicolino Airi. Ragazzi, ho passato tutta la settimana ad allenarmi in vista di questa gara durissima. Spero ne sia valsa la pena. Alvaro Bautista Lautista in America per la prima tappa statunitense. Incrociamo le dita e per la gara Austin ci aspetta. Oh yeah. Na, 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 na. Beh, qua chiaramente ancora non abbiamo le... Ciao Ducati. Vado Repsol Honda Team comunque, se ho la possibilità. E dopo in Ducati per finire la carriera magari. Con la moto italiana, obiettivo terzo posto, che sporo, subito terzo posto comendiano. No, cazzo c'è, il Comendo è un po' rimbambito. Ragazzi, scusate, siamo tornati alle qualificazioni complicate, 21esimo tempo Austin. Vai ragazzi, Gran Premio degli Stati Uniti, Gran Premio di merda, sponsor di merda, ma il Comendone può rimontare. Vai vecchio mio, vai Comendone, portaci a casa un bel risultato in questa gara schifosamente schifosa. La curva presa un po' così, ma con un po' di fortuna siamo già decimi, che culo. Su Comendone cerca di andare piano, per favore, dai. C'è Nicolino Airi davanti. Piano Comendone, piano, non c'è fretta. Mamma mia, quante sbavature. Però siamo settimi. C'è per lo spritz adesso. Bravo Comendone, molto bene. Tensione infinita negli Stati Uniti, sesto posto. Con questa moto me la godo tantissimo. No, ma perché lungo così? Ma perché ste stronzate? Perché non posso urlare, ma veramente mi girano i coglioni, porca puttana! Io ho già la moto arancione anche, sì, vabbè. Gara già compromessa ragazzi, che bello.
niente da fare, proprio Austin è una gara, una chimera per me. Forse vado meglio a Silverstone e a Misano. Il Comendone tira fuori i coglioni. Ecco, la moto è rossa e vai, che bello. Dai che ci becchiamo il primo ritiro subito alla seconda gara, dai. Niente da fare ragazzi, niente da fare. Austin è così purtroppo. La moto è già super rossa ragazzi, devo fare ancora 2 giri pieni. Gara compromessa per colpa di una cagata, molto bene. Primo giro completato. Niente da fare, la moto non c'è più ragazzi, la moto non c'è più. L'obiettivo è il terzo posto, ma sarà veramente impossibile. Devo cercare di limitare i danni, bravo, Comenda qua. Bella anche questa, bella anche questa. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Non posso permettermi di scontrarmi con nessuno, altrimenti la gara è finita ragazzi. La gara è finita, vaffanculo, Dio santo, ma porca Eva. Madonna che nervi, che inizio di merda. Folger, guardando la gara di oggi era evidente cosa non andava, Zircone, Rimurgina, sì vabbè ciao, è una cagata e adesso andrà meglio, è andata a fanculo tutti proprio perché sono proprio incazzato nero, cioè non posso andare fuori così. Team manager è stato deludente, non rompermi i coglioni, la zoccoletta a mangiarmi il pacco. Vediamo la classifica, Comendone è triste però, peccato, dopo un quarto posto la prima gara. Nono posto, 13 punti. Vabbè ragazzi, a Jerez vuole la vittoria, non mi interessa niente. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! PS, Austin di merda! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.